Sì, all'una, alle 13 abbiamo incontrato i sindaci del Sant'Agilla insieme al presidente del CACI, perché un sindaco, come sapete, è il sindaco del comune di San Roque, in relazione alle notizie che tutti noi abbiamo preso dagli organi di stampa e di informazione. C'è ovviamente, come avete anche rappresentato voi, una preoccupazione da parte dei cittadini, da parte delle imprese che operano, i lavoratori e la popolazione anche dei territori interessati, che oltretutto sembra, anche dagli ultimi aspetti, estendersi anche nella zona di Monastir, quindi non solo nel perimetro della città metropolitana. Quello che abbiamo stabilito è immediatamente chiedere alla Regione, attraverso gli enti competenti, ulteriori analisi delle acque e dei luoghi, in relazione anche ai prodotti chimici, agli agenti che abbiamo appreso dagli organi di stampa potrebbero essere stati sversati nel Sant'Agilla, oltre che nelle zone non interessate dalle acque, ma anche nel territorio. L'altro aspetto è immediatamente, già a partire dai primi giorni della prossima settimana, compatibilmente con ovviamente gli impegni di altre istituzioni, entro martedì però, non oltre, chiedere al Presidente della Regione, all'assessorato regionale all'ambiente, in qualità di responsabile per l'ARPAS, all'assessore all'agricoltura per quanto riguarda il settore pesca, perché sapete vi sono cooperative che operano, che esprimono preoccupazione sulla situazione e anche l'allarme che è stato creato, l'assessorato alla sanità per l'ASL, l'Università di Cagliari che si è occupata di alcune analisi, almeno così dal resoconto giornalistico che è stato fatto, il Ministero con l'ISPRA, che è l'ente che doveva e che ha effettuato le analisi e comunque competente anche su ulteriori interventi successivi, insieme ovviamente ai sindaci, delegato metropolitano, il vice sindaco metropolitano, i nostri settori di competenza dell'ambiente della città metropolitana, perché immediatamente si attivi un tavolo permanente per seguire passo passo la vicenda e capire quali azioni immediatamente predisporre, chi deve intervenire immediatamente, come intervenire, quali azioni debbano adottare i sindaci in relazione a quel che emerge, tenendo conto che la vicenda è complessa in relazione anche al fatto che molti siti sono sotto sequestro, quindi andrà valutato anche probabilmente più in là con la procura indubbiamente le azioni da compiere, ma sicuramente produrre analisi e interventi che a tutela dell'incolumità dei cittadini e dei lavoratori che operano nella zona in relazione all'allerta che si è creata. C'è da parte vostra evidentemente la paura di chiusura della laguna? Beh, la laguna è inserita in tutti i nostri documenti, negli investimenti, negli interventi che abbiamo fatto e che faremo, nella pianificazione strategica, negli ambiti dal bando periferie fino agli interventi del patto per il sud, con investimenti milionari per l'ulteriore riqualificazione sia per i prodotti ittici, quindi anche un ititurismo, il potenziamento di quei settori, sia per quanto riguarda la valenza ambientale strategica per i percorsi ambientali. Ovviamente questo determina un'allerta, una preoccupazione per lo sviluppo e per la sicurezza della salute dei cittadini. Un'ultima valutazione, fronte comune tra i sindaci? Sì, siamo totalmente in sintonia e purtroppo condividiamo anche la stessa preoccupazione, almeno fino a che non verranno diffusi dati puntuali sulle zone interessate che possano far diminuire l'aspetto di preoccupazione nella popolazione residente. Grazie Massimo.